Numerosi sono gli attestati di solidarietà arrivati per l'atto intimidatorio subito dal presidente della provincia, nonché sindaco di Aragona Pendolino, per il mezzo meccanico bruciato all'interno dell'azienda agricola, cui lo stesso ne è anche socio. Tra i tanti quello del cartello sociale di Agrigento, che afferma si tratta di un gesto vile che richiama metodi mafiosi ormai noti e che rappresenta un attacco non solo alla persona ma alle istituzioni democratiche e al principio stesso di legalità. Del primo cittadino di Agrigento, Miccichè, che rinnova incondizionatamente la stima nei confronti del collega sindaco di Aragona, del vicepresidente del Consiglio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Domenico Scicolone, che ha firmato una nota a nome dell'intero Consiglio del Libero Consorzio nella quale condanna con fermezza l'accaduto, richiamando l'attenzione sull'escalation di episodi analoghi che continuano a verificarsi nel territorio agrigentino, ribadendo la necessità di garantire la sicurezza e la protezione agli amministratori locali quotidianamente esposti a minacce e intimidazioni. Anche da parte dell'AICA, l'azienda idrica dei comuni agrigentini, arriva la propria e piena e convinta solidarietà al sindaco di Aragona Pendolino, affermando si tratta di un episodio gravissimo che non colpisce soltanto una persona, un'attività economica, ma l'intera comunità, le istituzioni democratiche, il principio stesso di legalità. Ogni forma di violenza, intimidazione o danneggiamento rappresentano un attacco diretto allo Stato e a chi ogni giorno opera con responsabilità al servizio del territorio. L'AICA continuerà a stare senza ambiguità da parte dello Stato, dei sindaci e di tutti coloro che lavorano con correttezza e coraggio per il futuro del nostro territorio. La solidarietà anche da Roberta Lala, segretaria provinciale di Italia Viva, che condanna con fermezza il gesto intimidatorio, la prepotenza e i danneggiamenti, affermando che sono metodi criminali verso i quali non può più piegarsi chi esercita la propria funzione istituzionale. Solidarietà anche da parte dei responsabili del distretto turistico Valle dei Templi, che ribadiscono il pieno sostegno per il gesto vile che attenta alla sicurezza e ai valori democratici della nostra collettività.